Signore e signori, buonasera. La compagnia Piccolo Teatro Siciliano ha il piacere di presentarvi la commedia in 2 atti di Luigi Pirandello, Il berretto a sonagli. Buon divertimento. È brava. Siete contenta ora? Ma come non vi fate coscienza di attizzare così questo fuoco? Di rovinare così una famiglia? Oh, ma che diavolo dite, signora? Coscienza, fuoco, ma mi faccia il piacere. Ma non le date retta, lasciatela perdere. No, mi scusi, le dica piuttosto che io non ho fatto altro che obbedire a un ordine preciso di Vossignoria. Ma volete dar conto a lei? A me? No, signora mia, io sono la sua serva, ma a Dio sì, perché a Dio dobbiamo dar conto tutti. Via, fuori, in cucina e occupatevi degli affari vostri. No, questo no, signora. E anche voi qua. L'anima ce l'abbiamo tutti davanti a Dio, servi e padroni. E non voglio chiacchiere io sul mio conto. Qual è la coscienza? La vostra? Che vedete questa povera signora pianger lacrime di sangue e patir le pene dell'inferno, eppure dite pazienza, l'offra a Dio. Questa è la coscienza? Questa, per chi ha timore di Dio. Ah, certo. E allora un uomo mi tartassa, me ne fa di tutti i colori, mi pesta così sotto i piedi. E devo stare zitta perché sono timorata di Dio. No, io dico che dobbiamo offrirlo a Dio, signora mia. Ma quando mai gli uomini, mi scusi, si sono presi così, di fronte, a petto, usare la forza con chi è più forte di noi? Piano piano, signora mia, d'accanto e non di fronte. Col garbo e la buona maniera si riportano gli uomini a casa. Già, mi piace. E per essere così qua tutte le donne, gli uomini, toppe da scarpe ne fanno di noi. No, questa in coscienza la mia signora non può dirlo, perché è trattata in casa come una regina. Il cavaliere è prudente, la rispetta e non le ha fatto mancare mai nulla. Già, ma vi volete star zitta? Prudenza, già, rispetto, abbondanza, la casa piena. È fuori lui che fa. E il mio cuore, è la mia pace, che ho perduta per sempre, per sempre. La chiama coscienza. Questa al mio paese si chiama nascondere il sole con la rete. Oh, ma alle corte, siete venute voi a chiamarmi fino a casa, sì o no? Comandata, non ho potuto farne a meno. Oh, bella, e non sono stata forse comandata anch'io? Saracena, parole della signora. Aiutatemi, mio marito, così, con la tal dei tali. E fatemi sapere se è vero, la mia casa è un inferno, voglio uscirmene ad ogni costo. Ma avete detto così? Sì, è vero. E voglio uscirmene ad ogni costo, una volta e per sempre. Oh, madre di Dio. Ma che madre di Dio! Perciò una casa dove è entrata la gelosia, ma distrutta è, finita, terremoto perpetuo, ve lo dice la Saracena. Ci fossero figli di mezzo magari. E questo è il vero guaio qua, che non ce ne sono. E dunque, perché dovrebbe crepare in corpo questa povera signora se dice che vuole uscirsene? Ma dice così, ma piange intanto. Di rabbia piango, di rabbia. Se l'avessi qui, lo squarterei. E allora, Saracena, sedetevi e ditemi, è sicura che posso sorprendervi insieme domani stesso? Come 2 uccellini dentro al nido. Ma mi dica, a che ora arriverà il padrone domani? Alle 10. Bene, faccia conto che alle 10:30 lei potrà sorprenderli tutti e 2 belli vivi. Una denuncia al delegato e a tutto il resto penserò io. Ma un'altra cosa. Cosa? È vero che il padrone prima che da Catania doveva passare da Palermo? Sì, è vero, ma perché? Perché... No, niente. No, voi sapete qualche altra cosa. Dite quello che sapete, subito. Di un certo regalo, sì. Un regalo che le aveva promesso di portarle da Palermo. A lei un regalo? Già,
una bella collana di corallo a pendagli. Ma voi non siete una donna, un diavolo siete! Ah, scriva la denuncia, signora. No, un momento, ha detto una collana di corallo. Oddio, mi scoppia la testa. No, forse, sentite, forse è meglio che faccia venire qui il delegato Spanò. Sa, persona nostra, deve tutta la buonanima di mio padre. Sicuramente lui saprà consigliarmi su quello che devo fare, su come comportarmi. Anzi, facciamo una cosa, andate voi. Saracena, andatemelo a chiamare. Signora mia, per carità, signora mia, pensi allo scandalo. Non me ne importa niente. Ma badi che vostra signoria si rovina. Mi rovino, mi libero una volta e per sempre. Andate, Saracena, non perdiamo altro tempo. Un momento. Signora mia, ma mi perdoni, a lui, al marito di questa buona donna, a lui, se il fatto è vero, a lui, a Ciampa, vostra signoria ci ha pensato. A tutto ho pensato, a tutto, anche a lui. So dove devo mandarlo. Ma dove vuol mandarlo? Ma ci pensano già loro a mandarlo via. Sì, appena il padrone sale al banco, lui volta le spalle e se ne va da sé. Ma chi? Ciampa? Ma che cosa vorrà dare a intendere la signora? Che Ciampa sa tutto e se ne sta zitto? E zitta voi che non sapete nulla. Ma badi che voi sbagliate di grosso. Già, perché semmai qui finisce come i fuochi, è vero? Pim, pam, ma levatevi. Ma come? Perciò dico io questi, vede la moglie, con le buccole da signora alle orecchie. Domani le vedrà pure 4 anelli alle dita e la collana di corallo e pensa, è vero, che tutto questo se li sia comprati lei con i suoi risparmi, è vero? Ma levatevi. Quando il padrone è al banco, lui è sempre per strada, col naso all'aria che va girando di qua e di là. Comandate il galantuomo, mandato in servizio, se lo tengono per questo. Ma lo sanno tutti che ogni qualvolta esce dal banco tira su la spranga e la mette alla porta della sua stanza accanto. Già, e il padrone la leva. Ma se ci metti anche il catenaccio! Certo, il padrone ha la chiave. Basta! Volete smetterla? Ho detto di andarvene e di farvi i fatti vostri. Ciampa, ce lo leviamo dai piedi, lo farò partire stasera stesso. Anzi, voi Fana, venite qua. Non va rischiate a fargli capire, eh? Signora mia, mi piange il cuore. Io vi ho tenuto in braccio da bambina. Non vuole fidarsi di me. Basta, non piangete adesso. Ma Monsignori ha un fratello, ha la mamma. Si consigli con loro che sono sangue suo e non possono tradirla. Basta! Non voglio più sentire nessuno. Andatemi a chiamare Ciampa. E subito. E voi, Saracena, il delegato Spanò, pregatelo a nome mio di venire qua e subito. Al contrario, signora. Come sarebbe al contrario? Ci mandi lei dal delegato, che a Ciampa ci penso io. Sapete andarci voi dal delegato? Se Vostra me lo comanda. Oh, ma signora mia, ma non si ponga in mente che qui deve per forza succedere una tragedia. Una lezione bisogna dare. Mio marito, guardi, sono 4 anni. Lo cacciai a pedate fuori dalla porta. Mi viene ancora dietro come un cagnolino e non si allontana che quando mi volto a fulminarlo con lo sguardo. Così. Trema tutto, poverino. Una lezione dunque bisogna dare e basterà. Si riducono con la coda tra le gambe, che è un piacere. Beh, adesso me ne vado. Vossignoria è ferma. Non facciamo che... Ferma. Fermissima. Per domani. Per domani. Bene. Allora, bacio le mani a Vossignoria e vado a chiamarle Ciampa. Suonano. Aspettate. Questo sarà sicuramente mio fratello. Se è lui, Fana, mi raccomando, non una parola di troppo. Se Vostra vuole che non parli, non parlo. No. Mio fratello, l'ho fatto venire apposta per concertare meglio la partenza di Ciampa. Ma non c'era bisogno, signora mia. Meglio essere in poche a sapere queste cose. Già qui c'era di troppo Fana. No, Fana è fidata, non preoccupatevi. Per quanto riguarda mio fratello, lasciate fare a me. È una mia pensata. Serva di Vossignoria. Ah, voi qua. Già, stavo per andarmene. Sì, andate. E mi raccomando, aspetto subito Ciampa. Faccia conto che è qua. Bacio le mani a tutte e due. Ma dimmi, cara sorellina, cosa da fare tu con codesta megera che è appena uscita? Io? Niente. È venuta
Per un servizio. Un servizio? Ma come mai una persona distinta, per bene come te, non può certo incontrarla una come quella? Lo sai, senza poi anche magari il pericolo di compromettersi. Certo, perché conosce tutte le vergogne di quei uomini e avete paura che le mamme o le mogli le vengano a conoscere. Brava, sì, ragiona sempre così, ragiona. E poi vedrai, cara sorellina, dove andrai a finire. Lo so bene io dove andrò a finire, tu non te ne curare. D'altronde, per la mia famiglia tutto lo studio è quello di non farmi sapere mai niente, di tenermi qua, zitta, e all'oscuro di ogni cosa. Ma lo sai, che sei sempre piena di veleno per tutti. Tu non ti preoccupare, questi sono affari miei. Piuttosto, mi hai portato il denaro? Ah, il denaro, sì, te l'ho portato. Certo, ecco perché parli così. Ricordo quando ti servì questo denaro. Sorellina mia, aiutami, tu che sei tanto buona, salvami. Sai, ho giocato, ho perduto, sarebbe il disonore. E sai perfettamente che fui costretta a ricorrere proprio a quella megera, che una signora come me, certo, non può ricevere senza il pericolo di compromettersi. Proprio per te, per mandarla a Palermo e a mettere impegno e di nascosto a mio marito un paio di orecchini e un braccialetto. Quindi quella ha a che fare col nostro pegno? Sì, dammi il denaro piuttosto. Ed sì. è tutto, eh? Tutto, ecco, veramente no, ci manca qualcosina. E lo sapevo, quanto ci manca? Quanto, sorellina, quanto poi? E tu, tutta questa fretta, non potevi aspettare altri 15 giorni, perché tutta questa furia? Dai, calmati. Voglio che entro domani sera gli orecchini al braccialetto siano di nuovo a casa. Ho mandato a chiamare Ciampa proprio per questo. Lo farò partire stasera stesso. Perché, scusa, forse tuo marito sospetta qualche cosa, ma lui poi non doveva arrivare domani? Appunto, proprio perché deve arrivare domani. Chi ti capisce, brava, cara sorellina? Ma come, ti vuoi andare a parare di tutti i tuoi gioielli, a vestirti di tutti i tuoi ori, per poi ricevere domani tuo marito? Ma Certo, devo fargli un'accoglienza. Vedrai che festino. Ecco Ciampa. Dammi i soldi. Sì. Ecco, mi Quanti pare sono? che sono 3 carte da 500 E quindi mancano 500 lire. Se tu avessi potuto aspettare, Basta, ce le rimetterò io. Tu se vuoi puoi andare. No, mi accomodo qua, mi accomodo. Signora, c'è Ciampa, vuole che passi? Sì, fatelo entrare. Intanto voi andate dove vi ho detto. Dal delegato. Sì, e pregatelo a nome mio di venire qua. Però se arriva subito, fatelo entrare nello studio. Portatevi il chiavino e fate presto. Sì, signora, vado. Ma cos'è che avete da confabulare? E poi che cos'è tutto questo mistero per il tuo fratellino? Zitto. Arriva Ciampa. Va bene, zitto. Permesso? Avanti. Signora Beatrice? Oh, caro Don Fifì, Salute. eccomi qua, esposto ai comandi della signora. Sempre esposto voi, caro Ciampa, Già, tante volte come Cristo alla colonna. Ma, se non sbaglio, essere esposto ai comandi, oltre che essere un termine di buona educazione, è anche un mio dovere. Qua, da umile servitore. Ma via, servitore voi. Padroni tutti siamo qua, caro Ciampa. Voi, Fifì, mio marito, io, vostra moglie. Che so, Fana, mia madre, tutti uguali. E anzi, non so se io sono dietro a tutti. Ma per carità, eresie, signora, sono eresie, ma volete scherzare? Ma no, Ciampa. Mia sorella dice così perché appunto, secondo lei, ecco, tutte le donne sono delle vittime. No, delle vittime. non tutte, certe donne. Perché certe altre poi ce n'è che sanno prendervi con le buone e farsi manze, che vi sanno lisciare così, e sanno prendere di petto un uomo. E queste sanno soprattutto, anche se vengono dalla strada. Se non sbaglio, signora, prima avete nominato pure mia moglie. Ma no, io dicevo in generale. Già. Io, mia madre, vostra moglie.
Tutte donne, Ciampa, e tutte uguali, tutte uguali. Già, ma io penso che anche in un discorso così generale mia moglie c'entri come Pilato nel credo. Beh, io sono un vostro umile servitore, va bene, ma mia moglie sta ben conservata a casa sua ed è mio dovere che non vada per bocca della gente, né per bene né per male. Ma ne siete veramente così geloso che vi adombrate soltanto a sentirla nominare? Caspita! No, geloso io. Mi sono formato un concetto e marcio con un principio. Moglie, sardine e alice salate. Le sardine sott'olio, le alice salate sotto salamoia e la moglie sotto chiave. Eccola qua, signora, vedete? Bel principio per mia sorella. Beh, ognuno ha il suo, si capisce. Avete ragione. Sì, come se poi, chiudendo la porta, non restasse aperta la finestra. Giustissimo, signora, ma il dovere di un marito è quello di chiudere la porta. Ma sapete, non avrei mai supposto che foste così terribile voi. No, signora, quando si sono messi avanti i fatti belli chiari chiari. Moglie mia, questa è la finestra, affacciati, la porta la chiudo. Ma bada che nessuno deve venirmi a dire: Ciampa, guarda che tua moglie si sta rompendo l'asso dal collo per stare affacciata alla finestra. Beh, mi sembra che in questo non ci sia niente terribile, perché l'uomo considera la donna che ha il diritto di prendere aria dalla finestra. Beh, la donna deve considerare l'uomo che ha il dovere di chiudere la porta e basta. Dunque, signora, che cosa devo fare? Fifì, io devo parlare con Ciampa. Devi parlare con Ciampa? Sì. Scusa, perché vuoi che me ne vada? Se poi gli devi dire soltanto... E devo dirglielo davanti a te? Ma parla pure liberamente, non ti ho già dato quello che ti dovevo. Ah, già, basta. Va bene. Allora, Ciampa, ho bisogno di voi. Persona di fiducia, quasi di famiglia. Per la devozione, signora. Sì, per la devozione e per tutto. Badate che io sono molto fine di comprendonio, signora. Che intendete dire? No, niente. Voi, non so, avete la bocca, parlate in un modo come se aveste mangiato limoni stamattina. Limoni? Ho mangiato miele io stamattina, caro Ciampa. Non vedete che sto parlando con voi con parole dolci? Oh santo Dio d'amore, signora, non sono le parole, è questione che voi vorreste fare intendere qualche cosa sotto la parola. Beh, è che la parola stessa non dice. Ma no, ma che c'entra? Poi, se voi avete la coda di paglia... Scusate, Don Fifì, io mi appello a voi. Dite. La signora ha detto che io sono persona più che di famiglia e ha fatto con le dita così, vedete? Sì. Beh, io ho detto per la devozione e la signora di rimando mi ha detto per la devozione e per tutto. Sì. E ha fatto nuovamente con le dita così. Scusate, Don Fifì, che significa questo per tutto? Non so, poco fa la signora ha detto che qua siamo tutti padroni, mia moglie compresa. Beh, ditemi la verità, Don Fifì, sono io che ho la coda di paglia o è la signora che vuole essere aspra? Io non so perché contro di me. Contro di voi? Ma no, ma contro di tutti. È un affar serio. Ma Sì, insomma, Ciampa. si può sapere cosa ho detto? O non posso più parlare adesso? No, signora, si può parlare, anzi, il primo diritto dell'uomo è quello della parola. Beh, ma c'è modo e modo. Adesso vi spiego io la faccenda come va, signora. Lo strumento è scordato. Lo strumento. Che strumento? La corda civile, signora. Già, perché dovete sapere che tutti quanti noi qua, in mezzo alla fronte, abbiamo come 3 corde d'orologio. La seria, la civile e la pazza. Beh, dovendo stare in società abbiamo necessariamente bisogno della corda civile. Sì, perché ci mangeremmo tutti quanti l'uno contro l'altro come tanti cani arrabbiati. Ma non è possibile. Io non so, per esempio, tanto per dire, vero signora, per il mio carattere, per un'antipatia personale verso Don Fifì, mi mangerei a morsa Don Fifì, ma non lo posso fare, non è consentito. E allora che cosa devo fare?
Devo dare una bella girata qua alla corda civile e andare da lui con la mano protesa e il sorriso sulle labbra. Don Fifì, quanto tempo che non ci vediamo, la famiglia come sta e gli affari come vanno? Ma può succedere un equivoco tra me e Don Fifì, non so, una parola detta male, un equivoco. Beh, allora che cosa ho il dovere di fare, signora? Devo dare una bella girata qua, alla corda seria, e andare da lui e parlare seriamente a quattro occhi e ripristinare quei buoni rapporti che avevamo una volta e sistemarli. Ma se Don Fifì non vuole stare a sentire le mie parole, allora io sferro la corda pazza, signora. Si chiudono gli occhi e non so più quello che faccio. Ma bravo, bravo, che belle parole. Mi siete piaciuto, Ciampa. Grazie, bellissimo. grazie. Voi, signora, in questo momento, per gli affari vostri, avete girato in voi o la corda seria o la corda pazza. Beh, nel frattempo vorreste parlare con me con la corda civile, ma non è possibile, signora, perché vedete, queste due corde, vibrando insieme nel vostro cervello, producono un rumore che vi rimbambiscono, perché le parole escono spinte dalla bocca, dalla corda civile, ma vengono fuori stonate dal rumore che produce la corda pazza. Signora, sentite a me, chiudetela e mandate a Don Fifì. Scusate, Don Fifì, abbiate pazienza, la signora deve parlare con me. Ma no, ma che c'entra? Lasciatelo stare. Appunto, e perché mai mi vorreste togliere questo spasso bello di sentirvi parlare, Ciampa? E voi lo chiamate spasso? Certo, per me. Scusate, signora, permettete? Vedete qua, scusate, ecco, lì, nella vostra tempia destra, dovreste dare una bella girata alla corda seria e parlare seriamente con me a quattro occhi, per il vostro bene, signora, e per il mio pure. Ma io non sto parlando proprio per scherzare. Io vi voglio parlare proprio seriamente. E va bene, signora. Allora io ho il dovere di mettervi davanti agli occhi un'altra cosa. Badate che chi non gira in tempo la corda seria può essere costretta di girare o far girare agli altri la pazza, signora. Io vi avverto. Adesso, caro Ciampa, mi sembra che siete voi che state iniziando a parlare in maniera alquanto stonata. Appunto. Andiamoci una Sembra da un pezzo anche a me, non capisco. Scusate, ho sbagliato corda, è vero. Ecco, chiudo questo e riapro questo. Don Fifì, Dite. mio padre teneva sempre tutta la fronte spaccata. E cosa c'entra vostro padre in questo C'entra mio padre, perché quando era piccolo, che scemo, è vero, se camminando inciampava e cadeva, osava mettere sempre le mani dietro, così, vedete? Beh, e cadendo si rompeva la fronte. Io le mani le voglio mettere avanti, perché la fronte me la voglio portare a casa sana, libera, sgombra. Io a voi non vi capisco, caro Ciampa. Se ancora non sapete nemmeno il motivo per cui mia sorella vi ha mandato a chiamare, allora perché vi state così preoccupando e soprattutto mettete le mani avanti? È giusto, avete ragione. Ecco, riapro la civile. Appunto. Eccomi, signora, sono ai comandi di Vossignoria. Bene, Ciampa. Dovreste partire questa sera stesso per Palermo. Stasera? Ma Sì. domani arriva il padrone, signora. E allora? Ha tanto bisogno di voi domani al banco il padrone? Come, non ha bisogno di me? Beh, allora perché mi terrebbe? Perché mi paga? Ah, so che vi tiene a guardia della cassaforte e che per questo vi dà alloggio nelle stanze accanto. Solo per questo, signora? Mi volete avvilire? Beh, io lavoro, io scrivo pure. Sì, non lo vedi, cara sorellina? Porta pure la penna all'orecchio. Ah, già, la penna, distrattamente l'ho lasciata all'orecchio. Ma sì, beh, la mostro, scusate. Il tavernaio fuori che tiene, il fiasco di vino e la frasca. Beh, io sono scrivano e tengo la penna. Ah, sì, scrivano, però anche giornalista il Beh, nostro Ciampa. Giornalista, per carità, Don Fifì.
attività privata che svolgo di notte, che sfogo così. Beh, ogni tanto scrivo qualche articolo per conto del padrone, mi danno l'onore di pubblicarlo sul giornale, ma niente di particolare. Beh, io lavoro dietro il banco, ma forse il padrone si è lamentato qualche volta di me. Chi? Mio marito? E di voi? Ma figuratevi, guai a chi vi tocca. Ecco, vedete. E voi, signora, volete mandarmi questa sera stessa a Palermo? E perché no? Non vedo che male ci sarebbe. Ma poi, se dico a mio marito che vi ho mandato io, o non posso più darvi neanche un incarico adesso. No, signora, no, per carità, voi siete la mia padrona, mi dovete comandare. Figuratevi, io andare a Palermo, in una grande città come Palermo, si respira, signora. Qua non si respira. Il paese è piccolo, pettegolezzi. Ma figuratevi, quando vado in una grande città come Palermo, non mi sembra di camminare per strada. Sì, in paradiso, mi si aprono le idee. Sì. Se fossi nato in una grande città come Palermo, chissà a quest'ora cosa sarei diventato. Ah, ma sicuramente il nostro Ciampa un professore, o magari con la vostra intelligenza un deputato o addirittura un ministro. Un ministro, non esageriamo, magari imperatore, Don Fifì. Siamo pupi, caro Don Fifì. Sì. Siamo pupi. Lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo voi, pupi tutti. Beh, e una volta che uno è nato con questa specie di pupo per volontà divina, si dovrebbe rassegnare e dire questo è il pupo mio e non se ne parla più. E invece no. E invece ognuno si fa pupo per conto suo. Quel pupo che può essere o che si crede di essere. E allora cominciano i guai. Sì, perché da solo a solo siamo d'accordo. Ognuno non è contento della propria vita. A volte prenderebbe a quattro occhi il proprio pupo davanti allo specchio e gli sputerebbe in faccia. Ma davanti agli altri no. Davanti agli altri lo vuole rispettato. Voi, per esempio, siete moglie, è vero, signora? Moglie, già, almeno. Si vede per come lo dite che non siete affatto contenta. Pur non di meno, voi come moglie volete essere rispettate, vero? Lo voglio, lo pretendo, altro che. E guai a chi non mi rispetta. Ecco, vedete? Caso specifico, sono tutti così. Voi, mia cara padrona, signora Beatrice, se stesse col cavaliere Fiorica, mio riverito padrone, soltanto come amica, potreste stare nella pace degli angeli attraverso i secoli. Ma la guerra vera è tra il pupo marito e la pupa moglie. Nella propria casa scenate, parolacce, litigi, ma davanti alle persone strane no. Davanti alle persone strane, corda civile lui, corda civile lei e corda civile tutti quelli che li vedono passare e che dicono i coniugi Fiorica, che bella coppia, lo sappiamo, conoscete bene. E due pupi passano in mezzo alla gente, tronfi di orgoglio e di soddisfazione. Continuate a essere un tipo molto scherzoso, veramente spassoso. Ciampa. Spassoso, caro Don Fifì. Questa è la vita. Conservare il rispetto della gente, tenere alto il proprio pupo, anche se non serve, e fare in modo che tutti facciano sempre tanto di cappello. Non so se mi sono spiegato. Dunque, signora, veniamo a noi. Che cosa devo andare a fare a Palermo? A Palermo? Beatrice, ricordi? Ah, sì, già. È che mi era sembrato di sentire arrivare Fana di là. Ah, avete cambiato idea? Non ho cambiato niente. Ma dove ho messo il denaro? Ma lì è sul tavolino, non ricordi? Eccolo qua, sì. E allora, Ciampa, queste sono 1500 lire. Ma che cosa ne devo fare, signora? Aspettate, adesso vado a prenderne altre 500 e 2 polizze.
È il Monte dei Pegni, eh? Sì, sì, del Monte dei Pegni. Scusate, ma perché mi state guardando in questo modo? Del resto, si tratta di ritirare 2 oggetti, un paio di orecchini e un braccialetto in 2 astucci. Vado a prendere le polizze. Ora che è andata via, vi dovevo dire appunto una cosa, caro Ciampa. Siccome sapete, a me piace giocare un po' a carte, è il mio hobby, devo qualche soldino a qualche amico. E così mia sorella, appunto, per fare un favore a me, ha dovuto prestarmi una certa cifra e ho dovuto impegnare alcuni suoi preziosi. Solo che l'ho fatto, ecco, di nascosto di suo marito. Ma per carità, Don Fifì, io sono un vostro umile servitore, ve l'ho detto. E io non ho nessun timore a raccontarvi ciò, anche perché a mia sorella ho già restituito tutto. Solo che adesso, ecco, lei pretenderebbe di riavere indietro questi 2 gioielli qui, a casa sua, entro domani. Proprio domani. Sì, sì. Ma che cosa dirà al mio padrone quando domani verrà e non mi trova al mio posto? Ma pensate che sia un problema per mia sorella trovare una scusa? Ma no, assolutamente, non vi preoccupate, Ciampa. Deve trovare una scusa. Scusate, Don Fifì, se sono noioso, ma il padrone è stato fuori 15 giorni. Sì. Vostra sorella mi poteva benissimo mandare 4 o 5 giorni fa. Io avrei spletato l'incarico fino all'ultimo e sarei ritornato in tempo utile e senza bisogno di trovare una scusa o un pretesto. No, purtroppo non era possibile, anche perché io il denaro l'ho restituito a mia sorella, ma proprio poco fa. Don Fifì, Dite. qua sotto, gatta cicova, vostra sorella chissà quale grillo si sia messo in testa. Vi devo dare ragione. Anche a me ultimamente mia sorella mi è sembrata alquanto strana. Ecco, vedete? Ma cosa volete che sia, caro Ciampa? Sarà la solita storia, magari la gelosia, ecco, la gelosia. E manda me a Palermo. Sì. Eccomi qua. Eccomi qua. Beatrice, che c'è? Ma ti vedo così. Che ti è accaduto? No, non mi è caduto niente. È che non potevo ritrovare le polizze e mi sono un pochettino turbata, ma eccole qua. Strana. Ecco, Ciampa. Queste sono altre 500 lire, che assieme alle 1.500 che vi ho dato fanno 2.000 lire. Ma che cosa direte, signora, al mio padrone quando domani verrà e non mi trova al mio posto? Voi ci avete pensato, signora? A tutto ho pensato, caro Ciampa, a tutto. Vedete? Quello è il denaro per il vostro viaggio e queste sono altre 500 lire. Come? Tutte codeste carte da 100 tu... E questa è la ragione, caro Don Fifì. Quando ci sono tutte queste carte da 500 lire? Ebbene, che vorreste dire? Avreste da fare delle osservazioni? Sono danari miei messi da parte. Va bene, Forza, non ti avanti. arrabbiare. Quando ci sono tutte queste carte da 100, forza, continuate. Che sorella. Per carità, signora. Significa che vi potete prendere il gusto di muovere le fila di un pupo e farlo camminare fino a Palermo. Non è per mio piacere che vi mando a Palermo. Sapete bene perché vi mando a Palermo. Io non so niente, signora. Però, con quelle altre 500 lire, voi a Palermo, questo sì sarà per mio piacere, caro Ciampa, voglio che mi compriate una collana. E sapete come? Di corallo e a pendagli. Io? Una collana. Sì. Sa, dirò a mio marito che l'ho veduta al collo di una certa amica mia e che mi è tanto piaciuta. Capricci, sa, mio marito mi conosce. Voi siete capricciosa, signora, e lo potete essere ancora per 1000 anni. Ma io, quando mai ho comprato collane? E va bene, Ciampa, non fate così. Vuol dire che al ritorno mi verrete a dire che non avete potuto trovarla. Beh, allora se non vi serve conoscenza, perché mi mandate a Palermo? Beh, io potrei fare una spesa sbagliata. Ma no, perché mi farebbe proprio piacere se me la comperaste. La vorrei uguale e comprata da voi, caro Ciampa. Signora, ma voi oggi che volete da me? Parliamo chiaro, stiamo coi piedi per terra. Uguale a quale se io non l'ho mai vista? Ah, non l'avete mai vista? E va bene, ve lo dirò io, caro Ciampa.
Andate da Mercurio, che è il nostro gioielliere di fiducia. So che la collana di questa certa amica mia è stata comprata proprio da lui. Andateci e la troverete sicuramente. Ma partite subito, eh? Io mi sento mezzo rimbambito. Ma che dico? Tutto sano, rimbambito. Certo, sorellina, Non so. che la scusa ve la siete trovata veramente Meglio di buona. questa. Meglio di questa non avrei potuto fargliela una sorpresa a mio marito. Pensate un po', quando ritornerà domani e mi troverà con questa bella collana al collo. Avete ragione. Badate che c'è un treno che parte ora, alle 6. Alle 6? Vediamo. Alle 6 avete detto. Ah, non vi preoccupate, c'è ancora più di un'ora di tempo. Figuratevi, per me bastano soltanto 10 minuti. Il tempo di andare dietro il banco, chiudere la porta di mezzo, mettere il maniglione, il catenaccio e parto. Quest'ora di tempo vorrei che fosse per la signora, Per me per pensarci, signora, per riflettere. non ho niente a cui pensare. E allora che fa, Ciampa? Andiamo? Io verrei con voi, eh? È un onore per me, Don Fifì. Vengo subito. Addio, Beatrice. Addio, addio. Signora, ricordatevi di mio padre, che quando cadeva metteva le mani dietro. Ancora. Bacio le mani e salute, signora. E se mia moglie ve la portassi qua? Vostra moglie, qui. Ma sarebbe proprio da ridere. Signora, per la mia tranquillità. Ma voi siete pazzo? Ma che cosa volete che ne faccia io qui di vostra moglie? Ma, signora, mia moglie è pulita, è modesta. Che volete che faccia? Beh, per la mia quiete, signora, capite? Ma come? Non la mettete sotto chiave, secondo il vostro principio? Non ci mettete anche la spranga? È il catenaccio, signora, e la chiave la porto a voi. Oh no, portatela con voi, la chiave. No, se non volete che porti qua mia moglie, la chiave la dovete tenere voi, non transigo. E va bene, basta che non perdiamo altro tempo. Bacio le mani, signora. Appendagli. Sì, appendagli. Oh, signor delegato, venite finalmente, Un finalmente. fulmine, signora, come se un fulmine di quelli rumorosi mi fosse caduto qui, dinanzi ai piedi, primo di Dio. Ah, non ho idea, non possiamo perdere più tempo. Qui bisogna concertare quello che c'è da fare. Si figuri che voleva portarmi qui la moglie. Come? Qua lui voleva portare la moglie? Bella faccia tosta. Miglior prova di questa, non c'è più dove arrivare. Ma lei si calmi, Ma signora, si calmi, accomodatevi. per cortesia, si calmi. Ma come volete che mi calmi? Io gli voglio dare una lezione, una di quelle lezioni che se la dovrà ricordare per tutta la vita. Tutto questo va bene, signora, ma alle conseguenze, ci ha pensato alle conseguenze? Alle conseguenze? Che dovrò separarmi, lei dice? Prontissima. Ah, ma non così con le buone. No, prima lo svergogno e poi ci separiamo. Ah, perché non si dica che il torto è tutto mio? Voglio lo scandalo, è grosso. Ha da vedere il paese che questo commendator Fiorica che tutti rispettano. Io le faccio la denunzia, lei è un pubblico ufficiale e non può tirarsi indietro. Certo, se lei mi fa la denuncia... Subito gliela faccio, mi dica come si fa e gliela faccio. Ah no, questo non me lo deve chiedere. Devo essere proprio io a dirgli come si fa la denuncia. No. Ma come? Signor delegato, lei non vuole aiutarmi? No, certo che lo voglio aiutare, signora, ma lei si deve ricordare che io sono un buon amico di famiglia. Ma lei deve essere per la giustizia. Sì, signore, certo. Vado sempre a testa alta, anche dinanzi al Padre Eterno. Ma per la venerazione o per la santa memoria di suo padre, che fu padre anche per me, signora, quanto mi voleva bene e quante cose mi insegnò. E anche questo, signora, che per certi piccoli peccati veniali... E lei mi richiama veniali? possiamo chiamarli anche diversivi, da amico, signora. Da amico di mio marito? No, signora, suo, anche suo. Ah, e lei li chiama diversivi? Ma quanto sono belli questi diversivi! E questa è la sua giustizia? È così che lei aiuta una povera donna debole che non sa difendersi da sola?
Io le voglio fare la denunzia, capito? La voglio fare subito. Per la denunzia non ci vuole niente. È il servizio, signora. Le pare una cosa facile? Servizio delicatissimo, difficile. Prima di tutto bisogna accedere alla faccia dei luoghi, studiare bene la topografia. E le pare una cosa facile? Indizi, prove. Ah, no, per questo ho tutto studiato e tutto provato, signor delegato. Lei conosce la Saracena? Persona nostra, signora. Bene, benissimo. Se la mandi a chiamare, lei saprà spiegarle tutto, per filo e per segno. Ma se le dico che già ci ho parlato, siamo a conoscenza di tutto noi, signora. Dunque, noi abbiamo due porte, signora. Sì. Una dalla parte della sala del banco del Cavaliere, l'altra dalla parte opposta, che è l'abitazione del Ciampa. Sì. Ora, fra queste due porte c'è un uscio di mezzo che il Ciampa usa a chiudere con spranga e catenaccio quando va a lavorare. Ora, se noi mandiamo contemporaneamente le guardie da tutte e due le parti, cosa ne succede? Ne succede che quelli non aprono neanche se viene Dio. Se prima hanno chiuso l'uscio di mezzo, mettendoci spranga e catenaccio, facendosi trovare una di qua e l'altra di là. E allora non c'è rimedio? Non c'è rimedio. E qui consiste l'uomo dell'arte, nel trovare il rimedio. Ecco, se lei per caso avesse la chiave del banco. La chiave del banco? Ma sì, ce l'ho. Come Me la deve portare lui, Ciampa. Ora stesso, prima di partire, lo sto aspettando. Come? Ciampa le porta la chiave. Sì, anzi sa, io non la volevo, ma lui a tutti i costi me la vuole portare. Non capisco. Non capisco. E allora può essere più che certa che il Ciampa è all'oscuro di tutto. Sa, e questa è una cosa positiva. Ma che cosa dice? Ma che dice, delegato? E allora perché voleva portarmi qui la moglie? Perché, signora mia, è notorio in tutto il paese che Io sono gelosa, è vero? Esatto. Certo. E con questa scusa che io sono gelosa, lui ha fatto sempre il comodo suo. Ah, ma glielo faccio vedere ora io se sono gelosa, a torto o a ragione. E allora, lei dice che avendo la chiave del banco, lei apre il banco prima che egli abbia il tempo di chiudere l'uscio di mezzo e poi... Apro. Ma che apro? Come? Come apro? Ma le pare così stupido il Cavaliere Fiorica che per entrare da casa della donna l'unico mezzo è quello di chiudere la porta a chiave? Ma ci metterà sicuramente il paletto. E allora, signora, io come apro? Che apro? E come si fa? Prima devo fare le intimazioni. Ma faccio le intimazioni. E poi devo fare abbattere la porta. E faccio abbattere la porta. In questo momento il Cavaliere aveva tutto il tempo di chiudere l'uscio di mezzo. Signora, che figura ci facciamo? Come facciamo? Le pare così facile fare il delegato? E allora come si fa? Dio mio, come si fa? Come si fa? Dunque, arriva alle 10 il Cavaliere. Sì. Uno di noi si deve fare trovare nascosto nella sala del banco, in quel bugigattolo vicino alla copia del pressalettere, no? E non so, una mezz'oretta prima, diciamo alle 9:30, e lo pigliamo in castagna, signora. Ah, bravo. Allora mi detti questa denuncia. Sì, avanti, allora le scrivo la denuncia, come si fa? Stanno Questo è parlando. Ciampa che mi porta la chiave. Allora è meglio Signor che- delegato, si accomodi un attimo da Sì, qua. signora. Venga. E si ricordi, lo prendiamo in castagna. Sì, ma si accomodi un grazie, momento. veniamo. Permesso? Avanti, Ciampa. Ma che vedo? Io ho portato mia moglie, signora. Lei se la riporta ora stesso, senza perdere un minuto di tempo. Vi prego di lasciarmi dire, signora. Non voglio sentire niente. Non voglio nemmeno guardarla. Ma mia moglie è pulita, è modesta. Sì, sarà pulitissima, modestissima, ma io non so che farne. Anzi, mi meraviglio di voi, che sapendo che qua voi non avete niente da fare, siate venute dietro a vostro marito. Signora, mio marito mi ha comandato così. Benissimo. Potevate risparmiarvi tanta obbedienza, poiché a vostro marito io avevo assolutamente proibito di portarvi qui. Ma questo io, signora, non potevo saperlo. Molto bene. Gliel'avete imbeccata bene la parte. No, signora. Sta parlando modestamente, come si deve. Sta dicendo la verità. Io ve l'ho portato, signora.
Ho fatto il mio dovere a portarvela. Dunque voi non la volete. Vi ho detto che non so che farmene. Beh, la mettete dentro la cucina. La fate dormire anche con la gatta. Ma voi volete farmi uscire pazza oggi? Volete farmi dire ciò che non voglio e che non debbo? No, signora. Cosa c'è che non volete o non potete dire? Parlate, signora. Volesse il cielo, parlate. Vi dico di andar via e basta così. Dunque, voi non la volete. Io ve l'ho portato. Voi non la volete, stabilito. Ecco qua la chiave, signora. E ricordatevi che io adesso sono nelle vostre mani. Nina, corda civile, riverenza, occhi a terra e immediatamente a casa. March! Serva vostra. Benissimo. Signora, volete aprire la corda seria? Non apro proprio niente. Tenete tutto chiuso ermeticamente. Non importa, non importa. Prendete e venite qua, come viene. Voglio essere fuori prima di questa sera. Via, via, via da questa casa maledetta, via, via. Oh, mamma mia. E chi sarà? Andate ad aprire. Se il delegato però fatelo accomodare nello studio, non mi posso presentare così. Andate, forza. Beatrice! Beatrice! Dov'è? Dov'è? Beatrice! Beatrice! Signorino, ma perché se la prende con me? Come, perché? Perché il compito vostro era quello di venire qui, da me, a raccontarmi tutto quello che era successo, ad avvisarmi, no? Che situazione. Ma dov'è mia figlia? Ditemi dov'è mia figlia! Beatrice! Beatrice! Mamma! Oh, mamma! Figlia mia! Ma cosa hai fatto? Mamma! Ti sei rovinata! Ma se vuole far tutto da sé, senza chiedere consiglio a nessuno. Glielo dissi tante volte, povera me. Parli lei, signora, per carità. Le dissi, si rivolga a suo fratello che è uomo. Ne chieda consiglio prima alla sua mamma. Buttarsi così allo sbaraglio, senza dire niente a me, senza dire niente a nessuno. E adesso io anche vorrei sapere perché continui a piangere, ah? Perché stai piangendo? Ma lo sai, dico, lo sai che hai messo tutto il paese sottosopra, hai messo tutto il paese. Lo hanno arrestato, sai? Lo hanno arrestato. Ma chi? Il padrone? Oh, madre di Dio! E anche lei. Anche la moglie di Ciampa. Ah sì? Tutti e due? Sì. Ah, c'ho gusto. Sono veramente contenta. Proprio quello che volevo. Sì, la vergogna a casa nostra. E adesso pure lo scandalo. Sì, lo scandalo. Vergogna addosso a lui. Addosso a lui, ma addosso a te, pazza sei. E poi vorrei sapere cos'è che ci hai voluto guadagnare nel combinare tutta tua codesta grandissima follia. Ma tutto questo? Ah, finalmente posso respirare. Ah, così. E che gli ho dato la lezione che si meritava. Sono libera! Ma che libera? Tu sarai una pazza, libera, dice. L'unica libertà che ti potrai prendere è quella di andarti a rinchiudere a casa mia, sì? E di là non dovrai uscire nemmeno più il naso fuori dalla porta. Libera, dice. Senza più stato sei. Non me ne importa niente. Basta che non me lo veda più davanti. Io, anzi, stavo preparando per andarmene. Anzi, veramente, mi stavo già preparando da ieri sera. Come? Ma io ieri sera ero qui. Ma non è che in tutta questa storia c'entra
Quella megera con cui parlavi ieri sera. Sì, quella, signorino. Ma quella chi? La Saracena, signora mia. La Saracena! Oddio mio! Con una donnaccia di quella specie ti sei messa! E tu, Fifì, non hai sospettato nulla? Io? E come avrei potuto? Mamma, come? Mi mandarono a chiamare il delegato Spanò. Spanò? Ma come Spanò? Il delegato Spanò avete detto? Bravo Spanò! Faceva l'amico. Eppure ne ha avute agevolazioni da tuo padre. Ma io dico, come può aver fatto una cosa simile e senza sconsigliartela? Ah, quanto è buona lei, mamma. Sì, a quelli non gli sarà sembrato vero. Mette le mani addosso senza poi fargli tanto di cappello a tutti quei... lo stavo per dire, che poi lo hanno anche aiutato, sì, lo hanno anche aiutato a vivere in pace con sua moglie. Hai capito, mamma, hai capito? Ah, quando mai? Simili vergogne le donne di casa nostra. Nominata per davvero, Vossignoria tant'anni, la sua prudenza è sempre con le labbra cucite. Eppure ne ho viste tante, Fana, e voi lo sapete. Altri tempi, signora mia, altri tempi. Ma come non hai pensato a me, figliuola mia? Io sono vecchia ormai e ti pare che possa reggere a colpi così forti? Io domani ne morirò e già sento che Dio solo sa come mi sento. No, mamma, deve stare tranquilla e non si deve dare pensiero e preoccupazione, altrimenti quanto è vero Dio, non so più quello che faccio, non so. Ho voluto cacciarsi in questi guai, questa pazza di mia sorella, che adesso ci resti. Già, come se non fosse figlia mia, come se non fosse tua sorella. E ci pensa adesso? Ci pensa adesso che è mia sorella? Io ieri sera ero qui, l'avrei potuto consigliare, aiutare, e invece niente. Cosa possiamo fare noi adesso? Cosa? Veramente una cosa la possiamo fare? Sì, mandarla via da questa casa, allontanarla, perché qui lei con suo marito non può rimanere. Ma chi ci vuole rimanere? Oddio mio, chi sarà? Non ho paura di nessuno io. Beatrice. Di nessuno. Non vi preoccupate, ci sono qua io, non vi preoccupate. E forse è meglio che andate anche dall'altra parte, va bene? Sì, forse è meglio, Beatrice mia, andiamo. Vieni con me che è meglio. Andate. Fidati, amore mio, fidati. Andiamo, Beatrice mia. E voi dove che state andando? Andate ad aprile, su! Ma signorino, venite con me, io sto tremando tutta. Ci sono qua io, andate ad aprire senza smorfie. Dai! Che situazione nella nostra casa, non era mai successo uno scandalo del genere. Una vergogna. Dai. Che vergogna, cosa dobbiamo fare? Caro signor Fifì, Ah! È lei, signor delegato. Ah, sempre a servirla. a servirla. Ma che bel servizio veramente che lei ha fatto alla nostra famiglia. Ah, sì, se ne dovrà vantare. E noi avremo modo di ringraziarla e di esserle grate per tutta la vita. Ma lei mi ferisce, signor Fifì. Ah, io la ferisco. Ma dico, questo è il modo di comportarsi di un amico come lei nei confronti di una famiglia come la nostra che, santi Dio, l'ha aiutata. E come l'ha aiutata? Ma perciò le dico che lei mi ferisce. Nel sentimento mio più sacro mi ferisce. Signor Fifì, io un pubblico funzionario sono. E io, appunto, non sto parlando al pubblico funzionario, ma all'amico. Dunque lei viene qui, in casa nostra. Chiamato dalla signora. Sì, però si riceve anche una denunzia. Mi dicevo, ma che dici? Aspetta, che mi dicevo. Io feci di tutto prima, ma feci tutto per persuadere la signora. Ma dov'è la signora? Lo può dire lei. Ma dov'è? Io feci di tutto prima per persuadere la signora a non fare questo. Ma appunto si doveva sentire anche in obbligo di venire qui a raccontarmi quello che stava succedendo. Con la denuncia sporta. E va bene, gliel'avremmo fatta togliere. Ah, perciò dico, lei non conosce sua sorella. Primo di Dio mi minacciò di portargli a lei stessa la denuncia, signor commissario. Ah, dica, eccole qua. Oh, signora mia riverenissima, baci questa mano. E lei, signora Beatrice, la prego, lo dica qua a suo fratello. Dica. Vi sembra inutile, signor delegato? Inutile, caro Fifì? Lo so. Continuare ancora con queste rimostranze? Ma no, perché? Del resto, il delegato ha ragione. La sente? Sì, sono stata io, sì signore. Sono stata io, benedetta bocca di verità. Ma se torto io, signor Fifì, signora Assunta mia, ecco,
E che adesso lei mi fa piangere pure, signor Fifì. Sì, perché se torto io è per eccesso d'amicizia, perché la condizione nostra in questo porco ufficio, mi scusi il termine, signora Assunta, qua nello stesso paese natio è la cosa più infame che possa esistere. Ma scusi, ma potevo io trovarmi a faccia, io mettere le mani addosso al Cavaliere Fionica, ma piuttosto me ne sei fatto tagliare. No, ecco. E allora che ho fatto? Che ho fatto per eccesso d'amicizia? Ho fatto una cosa più terribile che possa esistere. Ecco, di questo lei mi dovrebbe rimproverare, signor Fifì, di questo. Ma si può sapere che accidenti se non sappiamo cosa ha fatto? Ma che ha fatto? Che è stato? Cosa è stato? Parli! Ecco, non volendo farlo io questo simile servizio, ho incaricato il mio collega, un certo Logatto, un forestiero calabrese, e ha visto che ha fatto quell'ignorante testa di mulo. Quindi hanno arrestato tutte e due, a mio cognato e a quella donnaccia. E allora? Mi pare che fece proprio il suo dovere. Ha fatto quello che doveva fare. Zitta, figlia mia, zitta. Dunque li hanno trovati assieme? Ma parlate, per Dio, parlate! Ecco, assieme. Fragranza vera non c'è, e pare che non ci sia stata. Bene. E questa è una cosa positiva. Certo. Anzi, allo stato degli atti si può dimostrare che non c'è stato niente di niente assoluto. Ma se non c'è stato niente, come dite voi, allora perché? Perché li hanno arrestati? Perché non c'ero io, perché c'era quella testa di uno di Logatto. Ma non si preoccupi, signor Fifì, questa sera stessa prometti, giuro, che il Cavaliere uscirà, se no non mi chiamerò più Alfio Sparò. Va bene, si farà come dite voi, però adesso dovete raccontare tutto per filo e per segno che è successo dopo. Com'è stato? Che fu? Come è stato? Logatto. Sì. Con la chiave data dalla signora Beatrice, Certo. si nascose nello studio del Cavaliere, là in quel bugigattolo vicino alla pressa del copialettere. E quando le guardie andarono nel quartiere del Ciampa e bussarono alla porta chiedendo di aprire in nome della legge, e il Cavaliere che fece quando una donna scese ad aprire? Andò nella sala del banco. Ecco, vedete? Dunque era lì, nelle stanze del Ciampa. Sì, signora. E allora come aveva fatto? Se Ciampa aveva chiuso, aveva portato a me la chiave. Ecco la prova che questo fatto è vero. No, signora, non è prova questa. Ma come non è prova? Non è prova, signora, perché i catenacci inglesi hanno tutti due chiavi. Certo, due chiavi. Una in tasca al Ciampa e l'altra in tasca a mio marito. No, signora, mi lasci dire, signora. Risulta dal verbale che il Cavaliere Fionica ha dichiarato che, venendo da Catania e non potendo immaginare di non trovare al primo posto il Ciampa, e trovandosi tutto impolverato dal viaggio, povero galantuomo, e dovendo prendere visione della corrispondenza, bussò, dice, queste parole del verbale, all'uscio della moglie del Ciampa per chiedere il mezzo per potersi lavare le mani. Poverino, Sì. le mani, figuriamoci. Le mani, e dovendo prendere visione della corrispondenza, le mani. La lasci perdere e prosegua, delegato. Ecco, e questo è tutto ancora dal verbale, che la moglie del Ciampa ha detto queste parole del verbale, gli fece passare la chiave da sotto l'uscio. Da sotto l'uscio? Sì. Ma che bella combinazione! Signora mia, si è dimostrato che la chiave sotto l'uscio passa. Abbiamo fatto le prove, io l'ho passata al brigadiere, il brigadiere l'ha passata a me, la chiave passa tranquillamente. E il Cavaliere era in maniche di camicia, decentissimo. Sì, e lei? E lei com'era lei? Com'era? Com'era, ecco. Lo dica, tanto risulta dal verbale. Ecco, non era neanche in camicia. Nuda, era nuda. Nuda. Ma che mi fa dire, signora, quale nuda? Era più che in sottana, era in sottana e camicia. Come vanno le donne di casa, le donne di basso ceto, si intende, in questa stagione, con questo caldo, che prima di Dio sono pure io in un bagno di sudore. Ah, signora mia, insomma, non si preoccupi, signora, camicia, certo, una camicia scollata, braccia di fuori, insomma, una camicia da donna. Già, certo, perché per lei già è importante che non li abbiano trovati nudi tutti e due. Ma Beatrice, ma come puoi parlare così? Ma insomma, Beatrice, e poi lo sai, davanti a un uomo. Ma che uomo? Uomo? Ma sono cose da dire queste. No, nascondiamole queste vergogne. D'altronde, vergogna è quando si dicono, quando si fanno no. Dunque, mi spiega un'altra cosa, delegato. Se appunto, come dice lei, questo verbale è negativo, allora perché li hanno arrestati? L'hanno arrestati, sì. La donna l'hanno arrestato per décolleté eccessivo. Sì.
Per quanto riguarda invece il cavaliere, povero galantuomo, appena si vide mettere le mani addosso diventò una furia d'inferno. Ci fosse stato io, l'avrei compatito, anche se mi scaffeggiava, mi sarebbe preso gli scaffi per amicizia. Ma c'era quella testa di mulo di Logatto, si è incornato a volerlo responsabile di ingiurie e via di fatto e l'ha tratto in arresto. Ma non si preoccupi, Fifì, promette e giuro che questa sera stessa il cavaliere uscirà. E se Logatto non si sta quieto, non sistemo io. Anch'io ho le mie conoscenze. Bene, perché appunto è tutto negativo. Tutto negativo, tutto. Abbiamo perquisito tutto. Perfetto. Anche la borsa di viaggio del cavaliere e anche la giacca che si era tolta. Ah, anche la giacca e anche la borsa da viaggio. Sì. E allora mi dica un po', non vi hanno per caso trovato una bella collana di corallo e a pendagli che egli le aveva promesso in dono da Palermo? Ma scusa, non è stessa collana che ha detto al Ciampo di farti comprare a Palermo? Quella, precisamente. Mi risponda, l'hanno trovata? Ma scusi signora, a lei chi parlò di questa collana? La Saracena? Sì, signore, lei, appunto. Signora, sì, ne parlò anche a me, veda. È una sciocchezza, una semplice e pura sciocchezza, nata da questo. E come fa la Monica del Ciampa, litigando come fa sempre con le vicine, per via Gredana della Baia, della Baggiana, per tutte quelle anelle, collane che porta addosso, un giorno si vantò, per farle prendere di invidia, che sarebbe apparsa a loro al balcone, tutta parata dai gioielli, anelli, collane, e con una bella collana a pendagli di corallo. Tutto qua, signora, tutto qua. Ma sai invece cosa si è trovato nella borsa di viaggio del cavaliere? Un libricino da messa, piccolo, un amore le dico, con le pagine dorate e la liratura d'avorio. Ma Beatrice, ma era quello che aveva promesso a te. Aspetti, e anche una scatola di mandorle candite. Ma sono quelle che piacciono a te. Ma se l'ho sempre detto io che la tratta come una regina. Sei una bestiaccia ingrata, sei una stupida, una stupida. Sì, ma Che vergogna. sarebbe prudente però, signor Fifì, che dato che il cavaliere spera di farlo uscire questa sera stessa, sarebbe prudente che la signora non si facesse trovare in casa. No, non vi preoccupate, la porteremo via con noi. Sì, almeno per qualche giorno. Un diavolo per capello il cavaliere e minaccia di fare cose dell'altro mondo. Ha ragione il cavaliere. Io non so cosa avrei fatto se fossi stato a posto suo. Ma gli passerà. Le furie dopo un poco svaniscono e tutto torna tranquillo come prima. Speriamo. Signori miei, bella cosa. La santa pace domestica. Speriamo. Signora, aiutaci. sarà? Questo è lui, Ciampa. Ciampa, già, vero, chi ci pensava più a lui, Ciampa? Come si fa per questo pover'uomo? Con la moglie arrestata, ma forse è meglio non riceverlo. No, che c'entra? Invece noi lo riceveremo, gli spiegheremo appunto come stanno le cose e soprattutto dove sta la ragione. E lei mi aiuterà in tutto questo, vero delegato? Vabbè, già, però badi che farà cose da pazzi. Va bene, e anche quando farà cose da pazzi, tanto poi alla fine... Che tremore per tutte le vene. Ma forse è meglio che io vada un po' di là con la mamma. Sì, Che sarebbe dite? opportuno È che andate di là. È meglio, mamma. Andate voi due. Lasciamoli tra loro uomini. Vieni. Si può sapere voi dove andate? Volete andare ad aprire? Andate, avanti, ci sono qua io. Che preoccupazione avete? Adesso questo cosa gli diciamo? Ora appena viene con calma. diciamo? Sì, Cerchiamo di sistemare la Che cosa. situazione? Non lo so. Oh, mamma mia. Che è successo? È entrato ed è caduto a sedere. Pure. Spiega qua. Aspetta, andiamo ad aiutarla, andiamo a vedere. Venga, mi aiuti, delegato. Scusate, Che è stato? Che è stato, caro Ciampa? scusate il fastidio. Ma siete forse caduto? Sono caduto. Il guaio è che si sono rotti pure gli occhiali. Cosa da pazzo. Mi dispiace. Ma venite, sedete. No, Qua c'è la seggiola. non avanti, dai. secco. E perché no? E perché no? Ma se non vi reggete in piedi? No, mi reggo. Vabbè. Ho 7 spiriti in corpo come i gatti Sì. e me ne servo subito.
La signora? E la signora Ciampa è di là che... E appunto in questo momento, come potreste anche capire, non può certamente parlare con voi. Parlare. Sì. Dopo il fatto parlare. Ma quale fatto? Quale fatto, Ciampa? Le cose non stanno come voi vi immaginate. Certo, certo. Me l'assicurate voi? Sì. No, ma è un verbale negativo, assolutamente negativo. Ah, Certo. già, quando lo dice il verbale. Sì. Che lo sentite qua? È tutto negativo, ve lo dice pure qua il delegato. E quindi vi assicuro che non c'è ragione di rimanere in questo stato. Su, Ciampa. Non ho difficoltà, Sì, ecco. ma io devo consegnare degli oggetti alla signora. Ah, la signora, sì, sono quegli oggetti che dovevate portare da Palermo. Se volete li potete dare anche a me. Scusate, Don Fifì, visto che qua c'è il signor delegato, mi sembrerebbe più giusto consegnarli a lui. Sentite, delegato, si tratta di alcuni oggetti che mia sorella ha incaricato il Ciampa di farsi ritirare per suo nome a Palermo. Vabbè, sta bene, va bene. Va bene, se volete li potete anche mettere su quel tavolino. Li posso lasciare sul tavolino? Sì. Ma poi voi, Don Fifì, scusate, Dite. date tanta importanza alla formalità di un verbale. Sì, certo, perché un verbale appunto è la constatazione di un fatto. Ma ve l'ha spiegato meglio di me qua il delegato. Legale. Sì, Lo dice... ma io voglio che anche questo sia la constatazione di un altro fatto. Sì. Che io consegno qua al signor delegato questi oggetti, vedete? Perché fui mandato dalla signora. Sì, lo so, Ciampa, lo so. Ah, lo sapete, allontanato con questo incarico. E voi dovete constatare il fatto che io, da umile servitore, sono andato e sono ritornato espletando fino all'ultimo l'incarico, consegnando qua nelle vostre mani questi due oggetti, vedete? 1 e 2. Ecco fatto. E non pretendo altro. Scusate, che fate adesso? Me ne vado. E ve ne andate così? E che volete che faccia? Una tarantella? Avete detto che con la signora non si può parlare, dunque me ne vado. E cos'è che dovreste dire alla signora? Cos'è? Che avete mal di gola voi? Difficoltà di respirare? Per regola vostra, io guardando in terra so contare le stelle in cielo, anche senza occhiali, perché si sono rotte, vedete? E voi, Don Fifì, Dite. forse pensate che io parlando con vostra sorella, non so, avete paura? Paura? Ma quale paura? Io non ho assolutamente nessuna paura. E come vi ho detto, caro Ciampa, mia sorella in questo momento non può parlare con voi. Anche perché sia io, che il delegato, che mia madre, che dall'altra parte che ho lei, le abbiamo parlato. E quanto le abbiamo parlato e le abbiamo fatto intendere quanto grande, immensa, folle è stata tutta questa scena che ha commesso. E lei, le posso assicurare che è pentitissima, ma glielo dica, delegato. Piange. Ah, la signora piange adesso. Sì, piange, anche perché gliene abbiamo dette di tutti i colori. Ma glielo dica, delegato, glielo Verissimo, dica. di tutto colore, terribile, una cosa veramente impressionante. Sì, in questo momento non c'è una sola parola che voi potreste dire in più di tutte quelle che abbiamo già detto a mia sorella. Sì. Ma che volete che dica io o che possa dire a una signora? Vostra sorella ha preso il mio nome, il mio pupo. Vi ricordate che io ieri qua parlai di pupi? Sì. L'ha preso così, con 2 dita, e con una semplicità unica l'ha buttato per terra e ci ha messo i piedi sopra. Ha calpestato, perché vostra sorella, povera pupa, si è creduta anche lei calpestata, umiliata. In fondo le nostre posizioni sono uguali, io di qua
e lei di là. Una sola domanda volevo rivolgerle, ma non alla sua persona propriamente, ma alla sua coscienza. Che domanda? Se dico la sua coscienza, capisco, non so. Ecco, delegato, perquisitemi. Ma che dite, Ciampa? Sappiamo bene che siete un galantuomo. Ma quale Beh, ma anche perquisire? un galantuomo può commettere qualche sciocchezza. Io sono contento che voi siete qua, signor delegato, perché mentre mi perquisite sentirete il cuore di un uomo che piange e che fa sangue davvero, perché io sono stato assassinato. Ma no, Non Ciampa. fate così, Ciampa. Venga, Tranquillo, dai, Ciampa, tranquillo, dai. va. venite. Tranquillo, già. Una sola domanda volevo rivolgerle. A vostra sorella, permettete di fargliela? Va bene, gliela farete questa domanda. Ora ve li mando a chiamare. Beatrice? Mamma? Beatrice, venite. Beatrice, vai a vedere che cosa ti deve dire, cosa hai combinato. Vai. Oh, poverino, ma siete ferito? Servo, signora, sono caduto. Il guaio è che si sono rotti pure gli occhiali. Ma tanto ormai non ho più niente da vedere. Signora Beatrice, se permettete vorrei rivolgervi una sola domanda. Lasciamo stare il fatto, quello che è successo stamattina. Dopo quello che fatto è fatto. Credete voi in coscienza di aver avuto ragione di aver fatto quello che avete fatto, nonostante io qua, in presenza di vostro fratello ieri, Ma sì, sappiamo tutto, Ciampa, tutto. no, lasciate parlare a lei, è importante, perché può darsi che la signora non si sia fatto scrupolo di colpire anche me, credendo di avere tutta la ragione per farlo. E così, signora, rispondete in coscienza. È così. No, io... Ma no, Ciampa, la signora non volle colpire voi. Tant'è vero che vi allontanò mandandovi a Palermo. Ecco, appunto, io, come dice il delegato, Senza pensare a me, signora. senza pensare a voi. Come? E che cos'ero io? Niente. Pietra da affilare. Sì, o come uno straccio vecchio che si butta in un canto, tanto non c'è niente da fare con quello straccio. Io voglio ammettere tutto, signora. Voglio ammettere pure che voi non vi siete fatto scrupolo di colpire anche me, perché secondo voi io sapevo tutto e mi stavo zitto. E così, signora, rispondete in coscienza. È così. Sì, poiché lo dite voi stesso, sì. È proprio così, sì, signora. Ah, signora. E allora, uno che quercio voi che fate, signora? Beh, gli mettete un cartello sulle spalle e gli scrivete popolo e quercio. Ma no, ma che c'entra? Beh, lasciamo stare il quercio che tutti se ne possono accorgere senza nemmeno guardare il cartello. Voi mi dovete dimostrare che uno solo in paese, signora, potesse pensare quello che voi avete creduto. Che uno solo in paese potesse venirmi a dire: Ciampa, tu sei becco e lo sai. Ma no, ma che dite? Ma chi? Ma nessuno, Ciampa, nessuno l'avrebbe pensato e detto, no. Ma certo, l'ho detto io, come? Ma la signora sapete cosa può pensare e dire? Beh, gli altri non sapevano niente, ma lo sapevate voi e tanto basta. E così, signora, rispondete in coscienza. È così. Sì, è proprio così, sì. Adesso io non parlo per me, signora.
parlo in generale. E che sapete voi perché uno tante volte ruba? Perché uno tante volte ammazza? Perché uno tante volte vecchio, brutto, senza una lira, per l'amore di una donna che gli tiene il cuore stretto in una mano, come in una morsa, e che non gli dà il tempo di respirare, che subito l'altra mano gliela mette vicino alla bocca e gliela copre con un bacio. Per cui quest'uomo si sottopone, si umilia. Ma che sapete voi, signora, con quale doglia, con quale supplizio quest'uomo può sottomettersi fino al punto da dividere l'amore della stessa donna con un altro uomo, magari giovane, ricco, bello, anche se poi questa donna gli fa credere che in fondo il padrone è lui e che le cose sono fatte in un modo che nessuno se ne potrà accorgere. È come una piaga, signora, una piaga vergognosa, nascosta. E voi che fate? Stendete questa piaga così, pubblicamente? Lasciamo stare questo discorso, signora, e veniamo a noi. Io sapevo, sì, lo sapevo, che voi avevate dei sospetti su mia moglie e su vostro marito. Beh, gelosia. Chi non ne ha quando si vuol bene? Compatisco tutto, signora. Compatisco anche delitti. Figuratevi se non avrei compatito voi con la vostra gelosia. Ma se io ieri venni qua, vi ho detto, parlate, signora. Ho invocato il cielo anche. Ma voi non avete voluto parlare. Se voi mi aveste detto seriamente una parola, signora, sì, io l'avrei capito, non sono scemo. Sarei andato da mia moglie e gli avrei detto: Nina, dobbiamo andare. La signora sospetta su di te e su suo marito. Beh, stamattina, signora, stamattina sarei andato dal cavaliere e gliel'avrei detto: Cavaliere, non posso stare più alle vostre dipendenze. Ma come mai, Ciampa? Ma cos'è successo dopo tanto tempo? Beh, il cavaliere me l'avrebbe detto, perché è una persona intelligente. Sì, signora. Beh, io voglio ammettere tutto, signora. Ma che credete? Perché allora io venni qua con mia moglie? Per farvi parlare, signora. Per farvi scatenare dalla bocca tutto il veleno che voi avevate dentro. Ma voi non avete voluto parlare. Avete voluto calpestarmi, assassinarmi. E io che faccio adesso? Rimango con questo sfregio? No, signora. Faccio di più. Per fare un piacere alla signora, mi faccio confezionare un bello cappello, sì, con tante strisce colorate, tanti pennacchi sopra, campanelli, campanellini, me ne vado in giro per il paese e tutti i ragazzi mi vengono dietro e mi dicono: Ciampa, beh, chi da un balcone, chi da una finestra, Ciampa, beh, Ciampa, beh. Voi lo conoscete il paese, signora? Ma no, ma che dite? Ma che dite? Ma no, ma nessuno, ma quale cappello, quali ragazzini? Ma non c'è stato niente, non c'è stato niente. Verbale negativo. Appunto, glielo Queste dica. sono macchie d'olio che non si levano. Sapete cosa diranno? Beh, si tratta del cavaliere, una persona importante. Avranno accomodato la cosa come hanno voluto. Sì, tanto Ciampa chi è? È un povero Cristo. Sì, domani quando il cavaliere ritorna, sì, voi avete fatto la pace e nella vostra casa ritorna la serenità. E io? E io come arresto, signora? Ma come non avete pensato a me, signora? Ah, arresto col verbale negativo? E domani tutti gli amici quando verranno mi diranno: Ciampa, abbiamo saputo della sorpresa in casa tua, ma noi non ci abbiamo creduto, sai? Beh, la questura, ma Ciampa, la signora Beatrice, la conosciamo bene. Sì, si può portare in palma di mano. Sì, Ciampa, non è nulla. Ciampa, ridici sopra, Ciampa, non è nulla. E magari gli amici mi batteranno la mano sulla guancia e mi diranno: Ciampa, non è nulla. Ma voi lo sapete cosa significa
questo battere la mano sulla guancia agli amici e dire Ciampa non è nulla. Signor delegato, mi tasti il polso. Come? Perché? Sì, mi tasti il polso e mi dica se avverte un battito in più, perché io qua davanti a tutti, con la massima calma, vi dico che stasera o domani, quando verrà mia moglie, io con l'accetta le spacco la testa. Ma non ammazzo soltanto lui. No, non ammazzo soltanto lei, ammazzo anche il cavaliere. Sì, il cavaliere, signora. Per forza, signori miei, per forza. Ma che ammazzate voi? Ma che fate? Siete pazzo? Ma che dite? Signor delegato, anche voi. Ma voi non ammazzerete a nessuno voi, perché non avete nessun motivo e nessuna ragione. In ogni caso, anche se l'aveste, ci saremmo qua, io e il delegato, a impedirvelo. Ci sono io! Appunto. Me lo potete impedire oggi. Anche domani! Ma dopodomani li ammazza tutte e due. Guai! Guai a chi è morto nel cuore di un altro. Voi mi siete testimoni che io non volevo questo. Mi ci hanno buttato in questo burrone senza fondo. E voi... E io con questa specie in faccia davanti a tutto il paese non ci resto. Ma se ve lo dico io ora, se ve lo dico io, Ciampa, che non avete motivo di fare tutto questo. Signora, voi soltanto adesso vi accorgete che avete sbagliato, che non dovevate armare la mano di un uomo? Troppo tardi, signora mia, troppo tardi. Ma se ve lo dice, caro Ciampo, mia sorella, la signora Beatrice, che appunto non c'è stato niente. Non Fifi, questo niente a Ciampa non lo dovete dire, perché fuori c'è tutto un paese che ride alle mie spalle. Ma se tutta questa storia è stata per una pazzia, sì, per una pazzia. Ah, è stata una pazzia! La signora ha scherzato! Ve lo diciamo che Una noi! pazzia! Una pazzia! Non lo vuole capire. Si può aggiustare tutto pacificamente. Appunto. Ma sì, Pazzia! pacificamente. Sì, e queste mani non si sporcheranno di sangue. Rimarranno integre. Sì, oh, me le voglio baciare, sì. Come sono contento. Sì, signora, è tutto a posto, semplicissimo. Signora, sì, signora, preparatevi una valigia, signora. Sì, e voi, signora Assunta, preparate un po' di biancheria, qualche vestito, sì, per qualche giorno. Il resto poi lo manderanno a Palermo. Devo partire? Sì, Ma dove devo andare? Ma mi ha dato di volta il cervello? A me? No, signora, a voi è dato di volta il cervello. A me? L'hanno messo tutti qua che voi siete pazza. Sì, l'ha messo Don Fifì, l'ha messo vostra madre. Dunque voi siete pazze e i pazzi devono andare al manicomio. È semplicissimo, signora. Ma chi? Ma non vuole che vada la signora? Ma che dite, mia figlia? Ma veramente nessuno in coscienza, signore Dio. Vabbè, lasciamo stare il manicomio che è una parola troppo pesante, troppo... Beh, voi andate in una casa di salute, signora. Vi fate 3 mesi di villeggiatura. Sì, presto. Ma al manicomio ci andrete voi? No. Anzi, via fuori da casa mia, fuori! Signora! Via! Ma voi mi cacciate! Ma non capite che io sto parlando soltanto nel vostro interesse? Sì. Al manicomio? Si vuole mandare al manicomio? Sì, signora, è tanto facile, è semplice, signora. Sì, ve lo dico io come si fa. Qua tutti lo sappiamo che voi siete pazza, ma lo deve sapere tutto il paese. Ve lo dico io come si fa, è semplicissimo, signora. Basta che voi dite in faccia a tutti la verità. Sì. Nessuno ci crede e tutti vi prendono per pazza. Allora voi sapete che ho detto sempre la verità e che avevo ragione per fare tutto questo. No, signora, volti pagina. Se voi voltate pagina leggerete che non c'è più pazzo al mondo. Di che crede di dire sempre la verità? Sì, signora, voi direte la verità. Tutti dovranno fare buon viso a cattivo gioco. Sì, signora, ve lo dico io. Andate. Sì, pazza da richiudere i manicomi. Pazzo da chiudere sarete voi! No, voi, signora, voi, qua, davanti a vostro fratello. Sì, davanti a vostra madre. Davanti a me, signora. E si persuada. E si persuada che soltanto da pazza voi potevate dire in faccia a Ciampa beh! Ah sì? Beh! Ah sì? Beh! E allora ve lo grido in faccia! Beh! Beatrice!
Beatrice! È pazza! È pazza! È pazza, signora! È pazza! Accorrete, signora, è diventata pazza! 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 È pazza! Accorrete! Pazza! Personaggi ed interpreti. Vicini di casa: Salvatore Daidone, Cristina Avellone. Fana: Patrizia Logrande. La Saracena: Giusy Margagliotti. Nina Ciampa: Rosy Stampone. La signora Assunta: Daniela Montalto. Il delegato Spanò: Ernesto La Barbera. Don Fifì: Antonio Dalia. La signora Beatrice: Giulia Logrande. Ciampa: Carmelo Daidone. Scenografia di Graziella Corrao. Sarta e costumista Cristina Vellone. Collaboratrice di regia Lella Ravazza. Dov'è? Ah, là. Regia di Carmelo Daidone. Si ringrazia Grazie. la ditta La Giudecca, Antichità Mobili, via Marsala Trapani. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziarvi perché, nonostante tutto, avete avuto la tenacia di seguire questa commedia che è un testo molto impegnato. Io vi ringrazio per la vostra amabilità che avete avuto nei nostri confronti. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha consentito e dare questa opportunità. Ringrazio soprattutto il sindaco che è così sensibile alla cultura e a tutto, e al vostro territorio. Lo conosco da moltissimo tempo e vi posso dire che è un ottimo amministratore. Vi ringrazio e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Andiamo ragazzi.